Ho imparato questo trucco da un amico in Italia. Ora preparo il pollo solo così. Per questa ricetta ci servono 2 petti di pollo. Faccio un taglio su ciascuno e aggiungo 4 cubetti di ghiaccio, 2 per ogni taglio. Fatto questo, mettiamo da parte. Dimmi, qual è la ricetta di pollo che ti piace preparare di più? Mi piacerebbe saperlo. Ora tagliamo il pollo a strisce e poi a cubetti. E prima che me ne dimentichi, dimmi da quale città ci stai guardando, così posso mandarti un saluto speciale. Oggi il saluto va a Francesca Romano, da Bari, Italia. Sono davvero felice che tu stia apprezzando le nostre ricette. Trasferisco tutto in una ciotola e aggiungo mezza patata, che grattugio usando questo pelapatate. Ora aggiungo un uovo, 3 spicchi d'aglio tritati, un cucchiaino di sale, mezzo cucchiaino di pepe nero e mescolo molto bene. Aggiungiamo 2 cucchiai di farina di grano e mescoliamo di nuovo. Questa ricetta è incredibilmente buona. Provala a casa e poi fammi sapere cosa ne pensi. Sono sicura che ti piacerà tantissimo. In una padella metto olio d'oliva. Lo spalmo con un pennello. E poi aggiungo il composto. Lo distribuisco in modo uniforme. Copriamo e lasciamo cuocere per 10 minuti. Passato il tempo, lo giro aiutandomi con un piatto. Ora aggiungo mozzarella grattugiata a piacere sopra, un tuorlo d'uovo e copro con altra mozzarella grattugiata. A questo punto lo ripiego per coprire il ripieno. Ed è una ricetta nutriente e davvero saporita.